Eccola la monoposto del vincitore assoluto Danny Zardo, trevigiano di Arcade, classe 1976. Ha vinto la 37esima Vittorio Veneto Cansiglio, corsa di velocità in salita, gara storica, la prima fu negli anni 20. Al 1923. Su Fregona il sole picchia a mezzogiorno, l'ombra della tragedia pare svanita. 2 anni fa è stato morto, per dire, succede. Fast and Furious versione trevigiana, forse il paragone col film è eccessivo, ma ci sono i piloti, c'è la velocità, il rischio. Puoi stare un po' col batticuore, ma te lo devi tenere, è amore anche questo. Il rischio c'è sempre, ogni anno si ha paura che succeda ancora qualcosa, però speriamo bene, insomma. Io corro con un'auto storica. Cioè? Una 127 Sport. Con un Mini Cooper 1000. Una Mini Cooper? Sì, del 1968. Auto d'epoca con motori elaborati, monoposto che attirano l'attenzione di appassionati e non. Si corre in salita contro il cronometro, auto da gara per i vicoli del paese. Il rumore assordante. Orecchie tappate e via, il paese la prende bene, almeno quasi tutti. Qualcuno contrario c'è sempre, però la maggioranza è disponibile. C'è qualcuno che si lamenta, diciamo. Però diciamo che da quello che so io siamo abbastanza favorevoli almeno. La gara per categorie 2 manche, occhi puntati sul display per sapere chi segnerà un nuovo tempo record.